Presidente, oggi sono tanti gli spunti che sono messi sul tavolo della riflessione sulla transizione digitale da una parte, però dobbiamo anche pensare ai bisogni, quelli di tutti i giorni, quelli che ci chiamano a operatività di lungo termine. Diciamo che abbiamo bisogno in questo momento più che di intelligenza artificiale, di intelligenza normale. Secondo paese più vecchio al mondo dopo il Giappone, 4.800.000 ultraottantenni in Italia, che nel 2050 saranno 8 milioni, in Veneto 370.000 oggi, saranno 640.000, 10.000 anziani in lista attesa solo in Veneto oggi, 3.000 operatori che mancano, una generazione che invecchia sola, perché invecchieranno i boomer, persone sole e più povere perché avranno un sistema pensionistico contributivo e non retributivo, e quindi una tempesta perfetta. E noi dinanzi a questa certezza, a questo terremoto di cui sappiamo anche l'entità della scala, non facciamo niente. Gli anziani non sono nell'agenda della politica nazionale, regionale. Non c'è un centesimo sul PNRR per le nostre strutture. Abbiamo finanziato di tutto, campi da padel, piazze. Ogni volta che giri vedi un cantiere scritto PNRR. Per noi non è mai un centesimo. Siamo aggrediti da tutti, perché se aumenti la retta di 50 centesimi sei aggredito dalla politica e dalle famiglie. Se succede qualcosa all'interno della struttura riempiamo le pagine dei giornali. Ci sono dei monsignori che ci hanno definito luoghi di morte e anticamera della morte. I nostri assistenti sociali però fanno solo i centralinisti, perché quelle 10.000 persone di lista attesa ogni giorno sono appese al telefono perché un anziano non autosufficiente a casa cambia la vita di una famiglia. Però non siamo nell'agenda politica. Bravissimi, abbiamo speso 110 milioni per fare una pista da bob per 52 iscritti, però non c'è un centesimo solo per cambiare i letti delle nostre strutture. I nostri ragazzi scappano dalle nostre strutture perché hanno retribuzioni inadeguate che noi non possiamo sostenere con le rette degli ospiti. Sono in un contesto sociale in cui questo tipo di lavoro non è valorizzato. Se noi a chi ci ascolta facessimo questa domanda e potessero rispondere: vuoi che tuo figlio o tuo figlio faccia l'operatore sociosanitario? Nessuno alzerebbe la mano. Però siamo un paese che non accetta neanche che venga in soccorso una popolazione da altri paesi, perché per portare un operatore sociosanitario dall'estero oggi devi entrare nei flussi. Non siamo un paese normale, ma soprattutto siamo un paese di vecchi che non è un paese per vecchi. E proprio alla luce di tutte queste sfide, se dovessimo quindi dare anche un impulso generativo, cosa potremmo dire, Presidente? Quello che abbiamo chiesto noi ancora 6 mesi fa, che questo è un paese che ha il dovere di istituire un ministero per la terza età. Oggi ci sono ministeri che secondo me si dedicano ad aspetti sociali molto inferiori. Ad esempio penso al grande lavoro del ministro Locatelli, che è ministro della disabilità, sarà pure un ministro senza portafoglio, ma abbiamo visto in questi anni quanto dignità è stato data al mondo della disabilità. E quindi il Ministero degli Anziani o della terza età, o tanto la politica avrebbe mille sicuramente capacità creative per definirlo, sarebbe l'ideale per dare un segnale forte. Ma non ci arriveremo. Noi abbiamo fatto questa richiesta a tutti i ministri, a tutti i senatori e a tutti i deputati che siedono a Roma nei 2 rami dei parlamenti. Nessuno ci ha risposto. Io credo che oggi, per come siamo, la soluzione è quella che voi giornalisti, che riuscite a riassumere questi temi e ad essere incisivi nella comunicazione, ci veniate in aiuto, perché abbiamo visto che la politica non ci ascolta. Bisogna smuovere la società civile, e oggi c'è una società egoista che si preoccupa del problema quando l'ha in casa. Non è più come una volta. Tu alla gente parli di anziani, non interessa dal momento in cui la mamma, il papà o la sorella è anziana. Oggi abbiamo bisogno di chi ci prenda per mano e ci aiuti a portare agli onori della cronaca questi temi, perché bisogna far pensare la politica, ma bisogna far pensare anche la società civile. Deve mobilitarsi anche la società civile. Tutti dobbiamo pensare che questo tema ci riguarda direttamente, perché giovani non torniamo, ma vecchi diventeremo.